Treviso si schianta un altro albero, stavolta in pieno centro, solo qualche danno a una grondaia, ma è allarme dopo la tragedia di via Botteniga, e tra Comune e Genio Civile giovedì è previsto un vertice per fare il punto della situazione. Picchiato per rubargli soldi e cellulare, la vittima è un sedicenne, accaduto a Mogliano. I genitori e altri residenti scandagliano la zona alla ricerca degli aggressori. Il papà dice: adesso mio figlio ha paura. Tragedia della strada a Borgo Valbelluna, motociclista perde il controllo della due ruote e finisce a terra. Paolo Gaio di Montebelluna è morto questa mattina mentre stava andando al lavoro. Arrestati due fratelli residenti tra Riese e il Vicentino che, armati di pistola, avevano cercato di rapinare la Volksbank di Mussolente ad agosto. I carabinieri lo fermano per un controllo a Vedelago. Nella sua auto trovano gioielli sospetti, denunciato un cinquantenne che aveva sottratto i preziosi a una pensionata con la truffa del finto carabiniere. Prodotti scaduti in vendita, creme e unguenti privi di etichettatura in lingua italiana, botteghe di barbiere totalmente abusive. A Scovali la polizia locale di Castelfranco. Giorgia Meloni al Vinitali nelle ore in cui Trump l'attacca duramente sul mancato appoggio militare. La Premier non cambia la linea, in più annuncia la revisione dell'accordo di difesa con Israele. Al Vinitali intanto il ministro Salvini annuncia l'ok alla holding autostradale regionale a iniziare dalla Brescia a Padova. Il governatore Stefani dice: questa è vera autonomia. Le tensioni internazionali e le carenze di scorte e di carburante pesano anche sul turismo. Aumentano le richieste per viaggi in pullman, ma anche questi registrano un aumento di costi. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, questi dunque i titoli. Subito però, come sempre, il sondaggio che avrà il suo esito a Ring, che inevitabilmente è dedicato all'attacco di Trump a Giorgia Meloni dopo il Papa. Dunque, nel mirino di Trump finisce Giorgia Meloni. Trump in queste ore al Corriere si è detto scioccato per l'atteggiamento di Meloni, sia per la difesa del pontefice Leone XIV dopo l'attacco di Trump, ma anche sul mancato, aiuto per la guerra in Iran. Parole molto forti quelle di Trump, ed è la prima volta che il Presidente degli Stati Uniti ha delle parole così forti con Giorgia Meloni. Questo potrebbe anche portare a una svolta, ci chiediamo, nei rapporti con la Casa Bianca. Allora, attacco a Meloni, l'Italia deve rompere con Trump, sì, 0422 162 6691, oppure no 0422 162 6690. Il dibattito è aperto, continuate con le vostre telefonate, sono già tantissime, anche dopo il telegiornale di Treviso e anche nella prima parte di Ring. Come sempre l'esito nella trasmissione con Ferdinando Avarino. Torneremo su questa vicenda, anche perché vi racconteremo di Giorgia Meloni al Vinitali proprio nelle ore in cui arrivava l'attacco di Trump. Ma dobbiamo parlare anche di alberi. Sarà un altro dei temi di cui si parlerà a Ring: i drammi, le tragedie per gli alberi che cadono per scarsa manutenzione. La tragedia di questi giorni è quella di Pietro Monici in via Botteniga, ma nel frattempo questa mattina è cascato, anzi in queste ore nel primo pomeriggio è cascato un altro albero a Treviso, e stavolta la tragedia è fortunatamente solo sfiorata. Visto quello che è avvenuto negli ultimi tempi, abbiamo convocato il Genio Civile per un incontro perché ci diano un monitoraggio completo di quello che sono le alberature in gestione a loro, perché noi dobbiamo essere sicuri che tutto sia seguito nella corretta direzione, come facciamo noi per gli alberi di proprietà del Comune di Treviso. Vorrei sottolineare che sono circa 28.000 che vengono monitorati uno per uno. Purtroppo i fatti questi giorni ci fanno capire quanto è importante la manutenzione del verde verticale, e questo vale certamente per il Comune di Treviso, per qualsiasi ente pubblico e anche per i cittadini privati. Questa volta la tragedia è solo sfiorata. Verso l'ora di pranzo cade un altro albero in pieno centro, in via Roggia, causando solo qualche danno alla grondaia della banca di via Canova. L'albero, di dimensioni massicce, sarebbe collassato sul terreno e caduto fortunatamente all'interno del cortile privato. Ma il punto sullo stato di argini e alberature è ormai drammaticamente urgente, dopo quanto accaduto a Pietro Monici meno di una settimana fa. Una vita spezzata proprio dal crollo di un'alberatura pericolante. Noi col Genio abbiamo chiaramente molti progetti, perché loro sono responsabili di molte delle parti fluviali all'interno della nostra città, e facciamo moltissime segnalazioni riguardante il verde. Ma visto gli ultimi avvenimenti è giusto fare un punto di quella situazione, come stanno verificando le condizioni non solo delle alberature ma anche delle sponde, perché spesso le cadute possono essere conseguenti a una manutenzione delle sponde,
e quindi per capire qual è lo stato dell'arte all'interno del comune di Treviso. In questo caso poi la manutenzione dell'albero potrebbe essere del privato, quindi della banca che dispone di quella porzione di proprietà, ma l'argine sarebbe ancora del Genio civile. Il Genio poteva intervenire o il comune poteva intervenire? Beh, se è un albero privato no, chiaramente il privato ne è responsabile totalmente. Però è chiaro che non dobbiamo aspettare, chiunque non deve aspettare che avvenga la caduta dell'albero, che fortunatamente in questo caso è caduto al di fuori dell'alveo, ma se fosse caduto all'interno dell'albero avrebbe sicuramente invaso la strada, avrebbe potuto far male a qualcuno, e quindi questo non deve avvenire, quindi ognuno è responsabile di ciò che è in casa propria e particolarmente degli alberi. Sull'albero non c'era stata nessuna segnalazione di malattia o pericolo, è letteralmente un fulmine a ciel sereno, spiega l'amministratore del condominio adiacente, ma ora a stabilire di chi è quella porzione di territorio, se del palazzo o la banca stessa, sarà il catasto a dirlo. Potrebbe essere della banca? Potrebbe essere della banca, come di pertinenza del condominio, bisogna vedere il subalterno del catasto dell'area confinante con il fabbricato. Un tema dunque di cui parleremo questa sera a Ring con Ferdinando Avarino. E poi c'è un altro tema, è quello della violenza, dei furti, delle rapine in strada. Vittima a Mogliano un sedicenne che viene aggredito e picchiato da due malviventi. I genitori hanno anche, insieme ad altri residenti, scandagliato la zona per individuare gli aggressori. Il racconto anche del papà del sedicenne. Dacci tutto quello che hai, ma prima che potesse dire qualcosa, due ragazzi gli hanno sferrato un pugno in pieno volto e poi lo hanno spintonato. Così il sedicenne, uno sportivo, ha reagito mettendo in fuga i suoi aggressori. Si tratta di due, sembra nordafricani, che erano a bordo di un monopattino e che hanno aggredito a scopo di rapina un minorenne residente a Mogliano Veneto. La rabbia del papà. È attivo fisicamente per quello, però comunque ha riportato a casa un occhio nero, uno zigomo gonfio e... Quindi è stato anche picchiato? Sì, hanno tentato di derubarlo, prima l'hanno spinto, poi lui ha detto no, non ho niente, e gli hanno dato un pugno e lui ha reagito. La mamma lo ha portato in ospedale per essere medicato e refertato. È accaduto in via Roma. Il ragazzo aveva finito a palestra e stava aspettando che la madre lo andasse a prendere in auto. Pochi minuti era avvenuta l'aggressione in pieno giorno, intorno alle 18. Ho già fatto denunce e tutto ieri sera. Che cosa vi hanno detto? Niente, che purtroppo sono quasi all'ordine del giorno anche a Mogliano. Il sedicenne non aveva mai visto i suoi aggressori, anche loro giovanissimi, tra i 16 e i 20 anni. È un po' provato perché dice adesso magari cosa succederà in un futuro, e siamo tutti qua noi preoccupati perché qua del quartiere abbiamo tutti 2 o 3 figli, di cui tutti minorenni, bimbe comprese, bimbe che girano qua a piedi nel Parco del Sole. Tanta rabbia, ci dice il padre. Te papà, scusa, ho paura, da uomo ho tanta rabbia, sì, quello sicuro. Infatti ieri sera ne abbiamo cercato, noi un paio di macchine hanno girato in cerca di sti ragazzi, ma non si è visto nessuno. Si erano già allontanati i 2 aggressori, ora dice sarò costretto a portare il mio figlio in palestra tutte le volte. Viviamo un po' così, sembrava un'oasi felice Mogliano, invece non lo è. La Marca perde un'altra vita spezzata lungo le strade, però la tragedia questa volta accade nel bellunese. A Borgo Valbelluna si stava recando al lavoro il 62enne Paolo Gaio di Montebelluna, ha perso il controllo della moto e non è escluso che a fargli perdere il controllo della moto sia stato il tentativo di schivare un animale selvatico. L'asfalto reso scivoloso dalla pioggia battente, o forse un animale selvatico che ha improvvisamente attraversato la provinciale 1 bis. Cosa sia successo poco prima delle 8 a Marziai, frazione di Borgo Valbelluna, spetterà alla polizia stradale ricostruirlo. Un fatto, sembra al momento certo, non ci sarebbe un secondo mezzo coinvolto nel drammatico incidente costato la vita a Paolo Gaio, 62 anni, di Montebelluna. L'uomo in sella alla sua moto stava raggiungendo il posto di lavoro quando ha perso il controllo delle 2 ruote, finendo rovinosamente a terra. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. La notizia della tragedia ha ben presto raggiunto Montebelluna, dove Gaio viveva in questa casa, condivisa fino a qualche mese fa con l'amata mamma, morta lo scorso dicembre. Tra loro un legame molto forte. La scomparsa della madre aveva profondamente segnato il 62enne. Proprio lei più volte aveva espresso al figlio le sue preoccupazioni per quella moto, facendogli ogni volta 1000 raccomandazioni quando saliva in sella. Lo ricorda
ricorda il sindaco Adalberto Bordine, che conosceva da sempre Gaio. Io lo ricordo sin da quando ero bambino perché aiutava i propri familiari in un negozio di ortofrutta dove mia mamma mi accompagnava pressoché ogni giorno. L'ultimo incontro con Paolo Gaio del Primo Cittadino proprio pochi giorni fa. Una persona pacata, una persona per bene. L'ultima volta in cui l'ho incrociato era sabato scorso proprio in piazza. Non mi resta ovviamente che un enorme dispiacere, questo mi sembra più che comprensibile, ma non mi resta che esprimere le mie condoglianze a tutti i familiari. E domani alle 15 a Gaierine i funerali di Federico De Carlo, il 40enne imprenditore trevigiano morto in un incidente stradale in Ghana, dove da tempo viveva e lavorava. La tragedia è il 15 gennaio scorso, ma la notizia della sua morte è trapelata soltanto in queste ore. Quel giorno si era fermato a fine sera con gli operai della ditta per cui lavorava, un'importante realtà specializzata nel settore del legno, avviata in Ghana dal padre. Sulla via del ritorno a pochi metri lo schianto con l'auto. Sembrava non aver avuto conseguenze pesanti, era tornato anche a casa in autonomia, ma poche ore più tardi il suo cuore ha smesso di battere per sempre a causa delle conseguenze di un trauma toracico e polmonare legato all'incidente. Dopo settimane di accertamenti e pratiche burocratiche, i familiari del quarantenne sono riusciti a ottenere il rimpatrio della salma, fissando i funerali appunto nella parrocchia di Albina, frazione di Gaierine, dove la famiglia De Carlo è molto conosciuta. Due fratelli, uno residente nel Vicentino, l'altro a Riese Pio X, sono loro, secondo i carabinieri che li hanno arrestati, gli autori dell'assalto con pistola alla Volksbank di Mussolente nello scorso agosto. Tentata rapina aggravata, ne devono rispondere due fratelli di origine albanese, un 29enne residente a Riese Pio X e un 31enne che vive a Romano Dezzelino, finiti in manette. L'episodio risale allo scorso 13 agosto, quando i due, armati di pistola, con i volti travisati con maschere di lattice, hanno fatto irruzione nella filiale di Mussolente della Volksbank in via Vittoria. All'interno si trovavano 3 dipendenti dell'istituto di credito e una cliente. Sotto la minaccia delle pistole hanno ordinato alle 4 donne di sedersi a terra nell'atrio. Hanno quindi costretto una delle dipendenti ad aprire le casseforti, che però sono blindate e protette da un sistema di sicurezza a tempo che richiede 20 minuti per far scattare la serratura dopo l'inserimento del codice. Troppi per i due malviventi che, visibilmente inesperti, hanno perso la pazienza e fuori di sé hanno iniziato a prendere a calci tutto quello che avevano attorno. Fortunatamente nessuna persona è stata toccata dalla loro furia. Vista la malparata, hanno deciso di scappare a mani vuote in sella al motorino su cui erano arrivati, abbandonato a poca distanza e ritrovato dai carabinieri che nel frattempo erano stati allertati. Avviate le indagini, visionando le immagini della videosorveglianza sia della banca che delle abitazioni vicine, attivati appostamenti e verifiche intrecciate delle celle telefoniche, i militari sono arrivati ai due fratelli. Dalle perquisizioni domiciliari sono stati trovati abiti simili a quelli usati quel 13 agosto nella banca, oltre ad alcuni bossoli di una pistola a salve, della quale è stata recuperata anche la scatola. Nell'abitazione del 29enne a Riese, inoltre, rinvenuti droga e materiale per il confezionamento delle dosi, tanto che per lui è scattata anche una denuncia per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Il giudice ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari. I carabinieri lo fermano per un controllo a Vedelago e nella sua auto trovano numerose scatole da scarpe contenenti diversi gioielli sospetti. Un 51enne di origini campane, già noto alle forze dell'ordine, le aveva sottratte una 92enne di Gatteo in provincia di Forlì Cesena con la truffa ormai purtroppo nota del finto carabiniere. A questo sono giunti i militari dell'Arma dopo l'indagine successiva al sequestro dei monili che sono stati poi riportati alla vittima. Per l'uomo è scattata la denuncia per il reato di truffa aggravata. E adesso un nuovo capitolo dell'omicidio di Lorenzo Cristea, il delitto fuori dalla discoteca Baita al lago di Castelfranco. 4 ragazzi rinviati a giudizio, in 3 hanno patteggiato a 9 mesi, pena sospesa. Aula presidiata dalle forze dell'ordine dopo le tensioni dell'ultima volta, quando gli animi si erano accesi all'arrivo dei 2 imputati accusati di concorso morale in omicidio e tentato omicidio, Bad Rouaji agli arresti domiciliari e Tabennani in carcere. In aula erano presenti anche ragazzi accusati di rissa aggravata.
C'è stato un patteggiamento per 3 dei ragazzi, diciamo, dell'altra parte, che hanno patteggiato 9 mesi per rissa. 2 sempre dell'altra parte sono stati rinviati a giudizio come Rouaji e Bennani, imputati del reato di omicidio e tentato omicidio. Il processo inizierà l'11 giugno. L'avvocato Crea, difensore di Badr Rouaji, chiederà per il suo assistito l'assoluzione. Io chiederò la soluzione come l'ho chiesta oggi, ho chiesto il non luogo a procedere, come avevo chiesto l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare al Tribunale del riesame. Chiaramente nell'ambito del processo ci sarà un approfondimento di tutti gli elementi che sono stati acquisiti nel corso delle indagini, in particolar modo quelli che sono elementi centrali, che sono i video che sono stati acquisiti. Durante il processo Badr Rouaji racconterà, ci spiega il legale, la sua verità, quella che aveva già in parte detto davanti al Tribunale del riesame il 31 maggio, 27 giorni dopo l'omicidio. E lui aveva subito dichiarato di non essere mai stato in possesso non solo dell'arma, che i fotogrammi che sono circolati sulla stampa attraverso la procura hanno voluto indicare in lui come colui che ha tirato il colpo mortale a Cristea, ma ha detto di non aver mai avuto un coltello. Gli esiti dell'indagine, sia quella indagine in senso stretto sia quella tecnica, hanno dimostrato che non c'era un secondo coltello. Un omicidio che si era consumato il 4 maggio 2025, poco distante la discoteca La Baita al Lago. I ragazzi avevano già iniziato un litigio all'interno del locale, per questo era stato chiesto loro di uscire. Poi all'esterno della discoteca, quando i 2 giovani di origine marocchina stavano andando via, si sono scontrati con il gruppo degli altri ragazzi. Una rissa finita nel sangue, a morire Lorenzo Cristea, il 20enne di Trebaseleghe, colpito a morte con un coltello. Altri ragazzi erano rimasti feriti, uno in maniera grave. Della inchiesta di Ca' della Robinia e della Corte d'Appello che ha assolto e riabilitato quindi anche Remo Sernagiotto post mortem, però a 6 anni dalla morte, abbiamo parlato negli scorsi giorni, e peraltro questa sera la seconda parte Ring tornerà su questa vicenda con ospite la figlia di Remo Sernagiotto, Gloria Sernagiotto, attuale assessora del comune di Treviso. Ma non è l'unica soluzione che è arrivata dalla Corte d'Appello di Venezia per questa vicenda. È stato assolto anche Mario Modolo, ex dirigente del sociale della regione, perché il fatto non sussista. Ecco le sue parole dopo la sentenza. Cade la Robinia. La Corte d'Appello di Venezia ribalta la sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso e assolve Mario Modolo e Giancarlo Baldassin perché il fatto non sussiste. La vicenda riguardava il progetto di realizzazione di una fattoria sociale per disabili in una sede ceduta, secondo l'accusa, a un prezzo superiore a quello di mercato. Modolo, all'epoca dei fatti, era dirigente dei servizi sociali della regione e la sua vita è stata travolta e sconvolta da questo procedimento durato oltre un decennio. Si è chiuso un capitolo doloroso della mia vita durato ben 11 anni. Un capitolo lunghissimo, pensate, 11 anni, all'epoca avevo 40 anni, adesso ne ho 52 quasi, quindi sono 12 anni anche della vita di una persona, di un uomo a quell'età, un'età importante anche lavorativa, professionale. Ma ciò che mi rimane di tutta questa vicenda è il dolore di quanto ho ricevuto, insomma, in tutti questi anni, che sono stato additato anche come ladro, truffatore. Com'è cambiata la vita di Mario Modolo in tutti questi anni? Questa è una domanda difficilissima, perché è cambiata professionalmente, ha cambiato i rapporti amicali anche, perché ho perso tantissime persone in questo percorso di 11 anni. Tanti mi hanno un po' lasciato, tra virgolette, nel senso che pensavo fossero amici, in realtà magari non lo sono stati. Ha cambiato anche professionalmente, perché ho dovuto ricostruirmi una vita lavorativa che adesso ne sono grato. La durata del procedimento riporta l'attenzione sui tempi della giustizia italiana, che sono spesso molto diversi da quelli delle persone coinvolte. Quando si accusa un ufficiale pubblico, un dirigente regionale di corruzione, credo che sia la pena peggiore che possa avere un dirigente pubblico. E ciò che mi ha fatto stare male, le dico la sincera verità, è il fatto che l'accusa abbia continuato ad insistere su cose infondate e abbia creato, io lo chiamo un castello, sul niente, perché poi è stato dimostrato dopo 11 anni che il fatto non sussisteva. E quindi sono stati persi 11 anni con impiego di denaro pubblico dei cittadini per costruire una cosa che non c'era.
Per Modolo e Baldassin si chiude qui, ma qualcuno non ha potuto vedere la fine di questa vicenda. Si tratta di Remo Sernagiotto, assessore al sociale della regione coinvolto nel procedimento e mancato nel 2020. Mi dispiace perché oggi io posso godere di questa soddisfazione, di una sentenza che ci dà una dignità assoluta. Remo Sernagiotto purtroppo non può godere di questo e mi dispiace. Cambiamo argomento: prodotti scaduti in vendita, creme e unguenti privi di etichettatura in lingua italiana, ma anche botteghe di barbiere totalmente abusive e prive di qualsiasi titolo. Sono alcune delle situazioni nelle quali si sono imbattuti gli agenti della Polizia Locale e Nucleo Polizia Amministrativa di Castelfranco durante i controlli effettuati a marzo. Il bilancio è di 2 attività sospese, 246 articoli sottoposti a sequestro e 11 kg di merce scaduta da avviare alla distruzione. Le attività sospese sono 2 negozi di barbiere. La prima, totalmente sconosciuta agli uffici, era abusiva e priva di qualsiasi titolo per esercitare. Gli agenti hanno fatto uscire i clienti presenti e avviato contestualmente le procedure per la chiusura immediata. Nell'altro salone era presente un cittadino straniero intento a tagliare i capelli a un ragazzo. Il giovane non aveva alcun titolo per lavorare ed esercitava l'attività indossando ancora il cappotto. Sugli scaffali erano presenti creme in cattivo stato di conservazione e persino una bottiglia di olio per frittura. Nei giorni successivi i controlli hanno riguardato anche alcuni mini market cittadini dove sono stati rinvenuti 11 kg di prodotti scaduti ma comunque posti in vendita. Insomma, un blitz che ha portato davvero a un maxi sequestro a Castelfranco grazie alla Polizia Locale, Nucleo Polizia Amministrativa di Castelfranco Veneto. Adesso noi andiamo in pubblicità, poi il tema del giorno a livello nazionale e internazionale, l'attacco di Trump a Meloni e i suoi riflessi anche al Vinitaly. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Allora siamo al tema che riecheggia anche nel nostro sondaggio di questa sera, perché parliamo dell'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni nelle ore in cui la Premier era al Vinitaly, di fatto confermando la linea del governo. Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato da lei, è molto diversa da come pensavo. Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente americano Donald Trump prende per la prima volta posizione contro la premier italiana Giorgia Meloni. Nel giorno in cui la Presidente del Consiglio presenzia al Vinitaly di Verona, così come il suo vice Matteo Salvini, Trump riprende il commento di Meloni al suo attacco al pontefice. Inaccettabile è lei, contrattacca, non le mie parole, perché non le importa se l'Iran ha un'arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in 2 minuti se ne avesse la possibilità. Frasi come macigni, con Meloni che resta ferma nelle sue posizioni. America alleato strategico e prioritario, ma bisogna avere il coraggio di dire quando non si è d'accordo. Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone. Le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo e ve l'ho detto. Ma da Verona la Premier annuncia un altro passaggio che la allontana da Trump e dal suo principale partner bellico. Voi non me lo avete chiesto, ma il governo ad esempio ha, in considerazione della situazione attuale che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. L'avvallo di Salvini è telegrafico. Se il governo ha deciso così vuol dire che ha fatto bene a decidere così. Accordo di difesa con Israele, quindi da ridiscutere. In Medio Oriente si sta andando oltre e Meloni non ci sta. Sul caro energia sono preoccupata, sull'andamento dell'economia in generale sono preoccupata, molto preoccupata se non si riesce a riprendere e mandare avanti il round dei negoziati, se non si riesce a riaprire lo stretto di Hormuz. Dall'inizio della crisi noi siamo stati tempestivi nel dare le risposte e continueremo a essere tempestivi nel dare le risposte. Per fare questo c'è bisogno certamente di un impegno del governo italiano, c'è bisogno dell'Europa. C'è qualcuno che sta creando le guerre e poi i problemi e i conti li pagano i nostri cittadini, quindi stiamo studiando la possibilità di bloccare il costo di gasolio, luce e gas a prima dello scoppio della guerra in Iran e quindi ai prezzi e alle tariffe di febbraio per tutto il 2026. Bruxelles incalza Meloni, deve avere il coraggio di prendere decisioni drastiche, a cominciare dalla sospensione del patto di stabilità.
Penso che farebbe un enorme errore di valutazione se considerasse di muoversi troppo tardi. Quindi noi stiamo ponendo una serie di questioni in Europa, il tema di anche di prendere in considerazione una sospensione del patto di stabilità, non intesa come misura che può essere fatta verso il singolo Stato membro, ma come misura generalizzata. La Premier Calvin Italy riceve dal presidente Alberto Stefani un leone di San Marco in vetro di Murano e foglia d'oro, confida di proseguire i rapporti di collaborazione con il nuovo governo ungherese ed è invece cauta sull'invito della DD Eni Descalzi di sospendere il bando del gas russo che scatterà il 1° gennaio 2027. La pressione economica che noi abbiamo esercitato sulla Russia in questi anni è alla fine l'arma più efficace che abbiamo per costruire pace, per cui dobbiamo fare molto attenzione a come ci muoviamo da questo punto di vista, però insomma è presto per parlare di questa dinamica che avviene da qualche tempo. Dal Vinitaly intanto sul tema delle infrastrutture 2 importanti novità che vengono dal ministro Salvini a partire dalla Brescia-Padova e dal progetto della holding autostradale veneta. E a proposito di autonomia e di infrastrutture ho fatto la riunione oggi col governatore, la Brescia-Padova farà parte della grande famiglia delle autostrade venete. Quindi i soldi pagati dai veneti rimarranno tutti in Veneto per sistemare le strade del Veneto, senza profitti da parte di soggetti privati. L'annuncio del vice premier e ministro delle infrastrutture Salvini al Vinitaly ufficializza quello che era nell'aria da mesi, la concessione in house della Brescia-Padova. Questo è un grande risultato su cui adesso adotteremo tutti gli atti necessari per arrivare alla fine dell'anno e poter avere la concessione in house della Brescia-Padova. Credo che i veneti lo capiscono subito cosa significa. Significa che ogni volta che una strada viene pagata, un pezzo di autostrada viene pagata qui nel nostro territorio, quei soldi saranno reinvestiti nel nostro territorio. Una holding autostradale ci apre ad un futuro molto positivo da un punto di vista anche finanziario per la nostra regione e su questo dobbiamo fare un grande lavoro. Al progetto della holding autostradale del nord-est si affianca quello della Valdastico Nord. Qualche mese fa l'incontro tra i due governatori coinvolti, Stefani da un lato e il collega del Trentino Alto Adige Fugatti dall'altro. Sul dossier c'è l'intesa, aveva detto il presidente del Veneto, è un progetto fondamentale soprattutto per il settore industriale del nostro territorio. Permette un accesso alle altre infrastrutture europee molto più agevole, può far fare a tutto il nord un passo in avanti fondamentale. Questo si inserisce nella strategia poi nel piano economico finanziario della concessionaria. È ovvio che il primo passo sarà la holding delle autostrade, che significherebbe portare in Veneto più di 400 milioni di euro all'anno in più da spendere in investimenti, in infrastrutture, in manutenzione delle strade, nuove infrastrutture. È un risultato importantissimo che grazie alla collaborazione tra la Regione del Veneto e il Governo riusciamo a portare a casa. Dopo anni di discussione, un accordo dei territori è un passaggio fondamentale, ha evidenziato Salvini. Ho parlato con Stefani, con Fugatti, sono d'accordo, li ho invitati al Ministero per entrare nel merito tecnico del progetto. A proposito di trasporti, ovviamente c'è lo spettro di carenza, sempre più concreto di scorte di carburante che pesa anche sul turismo e di fronte allo spettro, questo sì, dei voli a terra c'è il boom delle richieste per i pullman turistici. Abbiamo un sacco di richieste, un sacco di preventivi che ci mettono a confronto per capire appunto sui cambiamenti, sì, per capire se conviene muoversi in un modo piuttosto che in un altro. Un'impennata di richieste di preventivi per i pullman turistici è il risultato dell'incertezza legata alla prossima stagione estiva a causa dei voli a rischio per la carenza di carburante. Le società di autobus operator sono al lavoro per programmare l'attività nei prossimi mesi in un clima però di assoluta insicurezza. Le richieste di preventivo aumentano, ma noi rispondiamo con dei costi più alti. Adesso staremo a vedere cosa andrà quanti verranno confermati, insomma che percentuale di conferme avremo. Tante persone che non sanno bene che direzione prendere, ecco, come muoversi e che tipo di vacanza fare. Certo è che se i preventivi dovessero poi diventare richieste effettive potrebbe presentarsi un altro problema per l'ormai cronica carenza di personale al volante. I mezzi per ora ci sono, certo che se tutti i preventivi verranno confermati nello stesso momento sarà difficile soddisfare tutti. Intanto in queste settimane aumentano le richieste anche di informazioni da parte delle scuole. Abbiamo notato
un incremento delle richieste, soprattutto delle gite scolastiche, delle richieste per ora di preventivo delle gite scolastiche, perché stanno mettendo a confronto i viaggi già prenotati in aereo per capire se con il pullman vanno a risparmiare qualcosa. Nel solo mese di marzo il carburante ha subito un aumento del 16,85%, considerando che questa voce ha un impatto sul costo di un singolo viaggio del 30%, è inevitabile la ricaduta dei costi sulla clientela. L'incertezza degli ultimi anni ha portato sempre più le aziende a specializzarsi dal settore turistico a quello scolastico, trasporto, atleti. La stagione estiva alle porte per gli operator rappresenta uno dei momenti dell'anno più importanti e se da un lato dunque molti potrebbero preferire i viaggi in pullman in alternativa agli aerei, è anche vero che la mancanza dei viaggiatori a lungo raggio che usufruiscono dei pullman per il trasporto dall'aeroporto e il turismo fuori porta proveniente con mezzi propri dalle regioni vicine potrebbe pesare sul comparto. Per noi sarà un po' un impatto negativo, perché se le persone arrivano con i propri mezzi noi non avranno la necessità di muoversi in pullman. Un'altra sfida dell'ormai presente e non più futuro è quello dell'intelligenza artificiale. Imprenditori, artigiani e studenti insieme per navigare le nuove rotte dell'intelligenza artificiale. Il mondo accademico da un lato, la realtà delle aziende dall'altro, insieme, ognuna con le proprie peculiarità per conoscere le frontiere dell'AI. Nasce con questo obiettivo il progetto AI Academy, 2 intelligenze, un'impresa, promosso da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e Università Ca' Foscari di Venezia, Campus Treviso. Non poteva mancare la collaborazione con la scuola, in questo caso l'università, e noi contiamo che l'intelligenza artificiale, che noi usiamo chiamare anche intelligenza artigiana, arrivi presto a portare del valore aggiunto attraverso i giovani nelle nostre imprese. Il progetto prevede un percorso articolato in 6 incontri dal 23 aprile al 2 luglio, dove sono coinvolte le aziende artigiane, con l'obiettivo di fornire competenze pratiche e orientate all'utilizzo dell'IA nei principali ambiti gestionali. Ogni appuntamento si sviluppa con una sessione laboratoriale, durante la quale le aziende saranno affiancate da studenti dell'Università Ca' Foscari. Il programma affronta temi come la gestione delle informazioni, l'automazione dei processi, il marketing, le vendite e il customer care, offrendo strumenti operativi e casi applicativi utili a supportare l'innovazione all'interno delle imprese. Credo sia utile anche alle imprese questo confronto con giovani che hanno fatto un percorso di carattere universitario, quindi con conoscenze di carattere analitico, che riguardano peraltro campi diversi. Per utilizzare l'intelligenza artificiale implica anche un confronto con esperienza, con problemi concreti che le imprese affrontano. Un nuovo mondo con il quale in futuro le imprese artigiane dovranno confrontarsi per diventare più competitive sul panorama nazionale e internazionale. Siamo ancora nella prima fase di sviluppo di questo prodotto, che è un prodotto che va maneggiato, che va maneggiato con cura, che però non può prescindere dalla conoscenza, quindi ben vengano corsi o comunque percorsi accademici che riguardino come questo. Adesso noi andiamo nel Bellunese. Abbiamo aperto la pagina di Treviso e il nostro telegiornale parlando del nuovo albero caduto in città, ovviamente nei giorni in cui si parla della tragedia di via Botteniga. Apriamo invece la pagina bellunese parlando del fronte opposto, cioè quello della protesta per il taglio, l'abbattimento di 147 tigli in via Feltre a Belluno. Ne abbiamo parlato ieri, oggi l'inizio, il primo stralcio di questo abbattimento. Via Feltre, giornata di pioggia, l'abbattimento dei tigli è cominciato. L'abbattimento è cominciato come previsto, la gente guarda, ma i toni sono assai meno drastici di quelli di prima dell'inizio dei lavori. È un po' triste, non si può dire altro, però se è da fare si fa. Io sono contrario all'abbattimento dei tigli, anche se approvo il progetto, perché secondo me è un progetto bello che può migliorare l'estetica della città. Mi dice cosa ne pensa? Io ne penso che non lo so. Non lo so, va bene.
se creano problemi. Stavamo guardando questo sfracello, ma purtroppo non si può fare altrimenti. Il verde è scientificamente provato che rende più vivibile il passeggio, la sosta delle persone nei negozi, negli esercizi, e questa è una cosa che se non fosse tenuta conto questa cosa qua, secondo me un po' di disagio ci sarà per chi frequenta il viale. Da adesso a settembre noi come Italia Nostra proviamo a vedere se riusciamo a fare qualche azione, a vedere se è tutto regolare, se si può in qualche modo bloccare o fare un ricorso al TAR, qualche cosa. Abbattimento del primo lotto di alberi completato in poche ore. Poi, ci viene detto, si proseguirà in settembre e tra qui e allora Italia Nostra, che attende l'incontro con il sindaco richiesto ieri a Palazzo Rosso, valuta che azioni intraprendere per cercare di salvare le altre 100 piante. Noi abbiamo constatato che sono sani, queste piante sono sane, ma mentre l'italiano si vede proprio, anche se si guardano anche i ceppi sono sani, e quindi stiamo veramente valutando di fare una denuncia per danno ambientale. Il Comune su questo parla di sicurezza e di riqualificazione, ma le polemiche, lo abbiamo visto, le proteste sono aspre e ora emergono anche dubbi sugli atti e sulla trasparenza. Ruspe pronte, alberi destinati a sparire. In via Feltre sono partiti con l'abbattimento delle alberature lungo la strada, i lavori di sistemazione che procederanno per lotti come previsto dalla ditta proponente, che ha sottoscritto apposita convenzione con il Comune di Belluno per realizzare l'opera, che dovrà essere ultimata entro 2 anni e non 10 mesi come era stato annunciato lo scorso 6 marzo. A febbraio, in sede di conferenza dei servizi che ha avuto esito favorevole, non si sono espressi Bellunum, Consiglio di Bacino, Italgas e Distribuzione, Fibercoop e Open Fiber. È il taglio indiscriminato dei 147 tigli il nodo del contendere. Il sindaco Oscar De Pellegrin difende la scelta dell'intervento. Al Corriere delle Alpi del 13 aprile sullo stato di salute degli alberi ha dichiarato: la progettista avrà fatto le sue verifiche, e accusa i contrari di fare polemiche strumentali. Ma le criticità restano, perché non esiste una perizia agronomica su tutta l'alberatura di via Feltre, ma soltanto su 3 alberi, e per uno solo di questi è previsto l'abbattimento. Esiste al contrario la relazione sul censimento del verde, che però è tutt'altra cosa. Nessuna di queste è richiamata nell'ordinanza della polizia locale, che serve a chiudere la strada, non ad autorizzare il taglio degli alberi. Non risultano pubblicamente documenti chiari e immediati che motivino l'abbattimento dei 147 tigli previsto all'interno del progetto generale elaborato dall'ingegnera Elena Bustreo per conto del committente, il benefattore Umberto Fiabane. In particolare il progetto prevede di rimuovere le alberature esistenti, compresa l'estirpazione e frantumazione delle ceppaie, e ripiantumare in direzione Feltre alberi a medio-alto fusto posti ad interasse di 7-9 metri tra loro. L'essenza individuata è quella dell'acero campestre o acero montano, diametro del fusto 10-12 cm. Sul marciapiede lato opposto saranno messe a dimora alcune alberature in corrispondenza degli allargamenti del percorso pedonale, come aree fermate bus e attraversamenti pedonali, e troveranno spazio in nicchie appositamente predisposte con finitura con griglie in ghisa. Da ultimo la proporzione dell'intervento, che già a primi tigli abbattuti offre allo sguardo dei cittadini un panorama desolante, e il nodo di fondo: anche se paga un privato, l'opera resta pubblica. Una domanda resta aperta: è solo una scelta impopolare o un'operazione che andava spiegata meglio? In tema ambientale poi c'è quello del rischio della crisi idrica. La pioggia delle ultime ore non cambia, una situazione che preoccupa molto soprattutto il mondo agricolo già fin d'ora. Bilancio idrico del mese di marzo. Secondo ARPA Veneto le precipitazioni sono risultate inferiori alla media, confermando una tendenza che accompagna gran parte dell'anno idrologico in corso. Ormai è qualche anno che sappiamo che il quantitativo totale delle nevicate è sotto quella che è la media e sotto quello che servirebbe per garantire poi durante le stagioni primaverili e estive soprattutto un apporto idrico anche verso la pianura sufficiente. Nonostante la neve che ha baciato gli Olimpiadi invernali, il quadro generale evidenzia un deficit che continua a pesare su falde, fiumi e disponibilità complessiva dell'acqua.
La neve è arrivata per le Olimpiadi, fortunatamente qualche giorno prima delle gare, questo è stato perfetto perché ha garantito al mondo una cartolina delle nostre Dolomiti che era meravigliosa. Sicuramente i quantitativi di neve necessari a garantire gli apporti idrici in pianura per tutta l'estate sono ben diversi da quelli che ha fatto qui quest'inverno. Anche se alcuni indicatori mostrano segnali di relativa stabilità, il sistema idrico resta in una condizione considerata delicata. Le precipitazioni sotto la media rendono decisive quelle che si avranno in primavera. Il rischio è quello di trovarsi in una situazione di crisi idrica nel corso della prossima estate. Quest'anno ci sono state parecchie nevicate, ma tutte con poco quantitativo. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.